Maico, anzi te lo servo con una provocazione. Ho visto che non avete via Vittorio Emanuele, che non avete Corso Umberto. È successo qualcosa nel corso della storia che ha chiesto ai lussurgesi di non intitolare vie o piazze ai Savoia e a chi passava di lì? Beh, insomma, Santo Lussurgio dobbiamo ricordarci che è stato anche uno dei teatri, eh, direi, abbastanza rilevanti dei moti antifeudali, insomma, Don Michele Obinu, che era di Santo Esatto. Lussurgio, che faceva parte, insomma, del Gotta, direi, del movimento rivoluzionario in Sardegna, assieme poi a Giovanni Maria Angioi, insomma, Era un po' la figura esatto, che richiamava intorno a sé appunto tutti questi riferimenti. esatto, probabilmente ha fatto sì che ci fosse un'attenzione rispetto alla propria identità e ai propri elementi da valorizzare, che ha fatto sì che, insomma, a Santo Lussurgio non ci siano oggi vie intitolate ai Savoia. Io credo che l'elemento ruoti attorno a questa, lo dicevamo prima, comunque grande senso di rispetto della propria identità e della propria essenza, che probabilmente è l'elemento che consente in qualsiasi occasione di garantire la conservazione della propria comunità e della propria specificità, perché poi di quello si parla. Non vi è esaltazione fuori luogo diciamo, di questi elementi, ma vi è una forte considerazione del valore delle proprie tradizioni, del valore della propria identità. Questo è un tema che a me interessa molto, perché credo che poi attorno alla conservazione intelligente, chiaramente, della propria identità vi siano tutte le condizioni possibili e positive per fare in modo che la comunità possa andare avanti nel tempo, perché oggi, in un periodo nel quale si parla molto della difficoltà da parte delle comunità sarde in particolare di resistere e di continuare ad esistere, allora avere cura e forte convincimento del valore del sé significa Perfetto. probabilmente non una chiusura Al in se contrario, stessi, ma una significa invece, protezione. esatto. Credo questo sia un elemento importante, motivo per il quale, insomma, ricollegandomi alla tua osservazione di prima, si riesce ancora oggi a ricordare Santo Lussurgio anche per la bontà delle proprie produzioni, per l'attenzione della lavorazione del formaggio, per l'attenzione della lavorazione, diciamo, delle carni, l'acquavite, eccetera, insomma. Adesso stiamo vedendo Mario Maico, che è il cavaliere più Esatto. anziano di questa edizione. 76 anni. 76 anni, sì, La s- una, diciamo, delle persone forse con una maggiore tradizione e longevità dal punto di vista proprio della partecipazione a Sagarrela, un grande fantino, insomma, conosciuto ben oltre i confini della Sardegna. Abbiamo fatto cenno infatti ad alcune figure, so che quest'anno ci sono stati anche degli esordi, quindi anche dei ragazzi Dei molto ragazzi, sì, dei giovani. ragazzi di 17 anni. E ieri ci dicevano anche che uno di loro, Sebastiano Murtas, è un fantino del Palio di Siena. Esatto, sì, Sebastiano Murtas è, insomma, il molto noto Grandine, che è sceso quest'anno anche ha partecipato, insomma, al Palio di Siena. 400 metri, 350 metri di terriccio in via Roma, liberata dall'asfalto, e qui che va in scena questa corsa sfrenata, dove, come abbiamo detto, 42 cavalieri mascherati in sella su questi cavalli danno saggio della loro abilità tra queste ali di folla che ovviamente partecipano, sono parte della festa. Esatto. È un fascino immutato quello di Sagarrela, la cui origine si perde nella notte dei tempi, una corsa smodata e allegorica insieme, dove non c'è un capocorsa, dove non si vince alcun premio, ma dove il cavaliere deve dimostrare questa valentia, il valore di una prestazione e di essere in simbiosi con il suo destriero. Vedete altre immagini di questa corsa che, devo dire, oggi è molto fluida. Purtroppo abbiamo lamentato, ma non in questa circostanza, soltanto nelle varie feste, abbiamo visto anche gli eventi di questi giorni altrove, come le norme di sicurezza hanno un pochino stretto
la morsa negli ultimi tempi, Sì. condizionando un pochino anche le varie manifestazioni. Però devo dire che qua sta andando tutto molto bene, vuol dire che anche da questo punto di vista c'è fluidità lungo il percorso, abbastanza libero da quella folla che solitamente, questo era un altro ingrediente di questa grande giostra, prima era dentro Sagarrela, si apriva al passaggio per chiudersi subito dopo. Questa è stata una leggera modifica, vedete che comunque la gente è sempre Sì. rinchiusa in un abbraccio, perché questo è il significato anche forte che dà senso a questo evento, cioè sentire quasi il fiato, il respiro del cavaliere, il suono, il tocco del cavallo a stretta distanza, quindi questo è ciò che lo rende magico. Sì, questo è, diciamo, ciò di cui si parlava anche prima, no, Giuliano? Il fatto che la grande scommessa dell'oggi è quello di riuscire a coniugare questi due elementi, uno della originalità e tradizione della manifestazione con tutto ciò che è la normativa sempre più stringente in materia di safety and security soprattutto. Per cui diciamo che storicamente la corsa, ed è molto bello che la mostra fotografica Pungaregolle racconti proprio in alcuni scatti che sono veramente molto suggestivi com'era la manifestazione prima, nel senso che la gente, il pubblico sostava senza alcun sistema di protezione sul percorso e si muoveva naturalmente come un movimento oscillatorio in funzione dell'arrivo dei cavalli, spostandosi chiaramente nel momento in cui arrivavano i cavalli e ributtandosi in mezzo alla strada per poter vedere, per poter scorgere fino all'ultimo momento nel quale insomma si potevano vedere in fondo i cavalieri e quindi poter esprimere il proprio giudizio sulle modalità attraverso le quali insomma i cavalieri e i cavalli scendevano. Questo oggi purtroppo non è più possibile. Purtroppo, perché era un elemento sicuramente qualificante, ma io credo che con un grande lavoro di attenzione, di sensibilità da parte intanto dell'organizzazione dell'Associazione Cavalieri e dei Cavalieri stessi, si è capito insomma, che è più importante probabilmente preservare la manifestazione, la possibilità comunque di realizzarla, rinunciando a qualche libertà che prima era assolutamente possibile, che oggi non è più esatto. Sono veramente pochi gli elementi che si differenziano, e per esempio mi raccontavano oggi la figura adesso del commento che Mariano ben incarna, che anche colui un po' che detta quasi i tempi, no, della partenza. Prima era una figura con una bandierina che non appena veniva abbassata dava quel segnale di via, e la gente quasi autoregolamentava, no, i diversi passaggi, aprendosi e chiudendosi così come abbiamo fatto. E davvero probabilmente, oltre che altre immagini, sicuramente erano suggestioni analoghe, ma c'erano anche altri suoni a caratterizzare questo evento, perché poi è vero, il commento è il quarto elemento forse che entra nel gioco dopo cavalli, cavalieri e pubblico, perché c'è chi dà subito il giudizio, la misura, l'approvazione, la disapprovazione della prova, e questo è sempre quel gioco comunitario che arricchisce Sagarrela, soprattutto dalle persone credo un po' più adulte, no? Che hanno visto le storie passare. Beh sì, oggi siamo dotati di strumenti tecnologici che chiaramente prima non esistevano, a partire dal commento, che in realtà il commento rappresenta poi anche un elemento proprio organizzativo strutturale, nel senso che ha la funzione proprio e che svolge la funzione proprio di allertare il pubblico e allertare comunque tutti coloro che sono nel percorso per insomma, fare attenzione rispetto alla discesa dei cavalieri. Ma diciamo che la figura del Mossiere a Sant'Lussurgiu negli anni ha rappresentato, in Sagarrela Enanti ovviamente, ha rappresentato effettivamente un elemento di condimento molto importante della manifestazione, perché non solo racconta nel momento in cui partono, dando il via, chi sono i ragazzi e i cavalieri che scendono, ma insomma, ci si abbandona spesso, perché ricordiamoci che siamo a Carnevale, anche la quindi, goliardia insomma, del momento. La goliardia è assolutamente ipotizzata. Ieri insomma, il Mossiere mi ha anche
Sì, Eh, intitolato un concorso estemporaneo. esatto, un concorso Fai una foto estemporaneo, col esatto, sindaco. un selfie col sindaco. Pertanto, insomma, tutta la sera c'è stato un grande scatto di foto, ma insomma, questo uno scherzetto di carnevale. A proposito insomma, di foto, se me lo consenti, Sì, Giuliano, volevo ricordare che è lanciato un contest fotografico per tutti coloro che insomma, sono oggi ospiti del Zagarrela, che è praticamente quello di postare su Instagram. Instagram e anche su Facebook, insomma, una foto di Sagarrela con l'hashtag Carrela Click 18. Le migliori, insomma, foto che verranno valutate positivamente riceveranno appunto dei prodotti tipici di Sant'Urso in omaggio, con l'impegno, insomma, che queste foto poi diventino parte del patrimonio identitario, insomma, che Sagarrela anno dopo anno, insomma, costruisce. Intanto arrivano i commenti anche su Sardegna Live, come fate da 2 giorni a questa parte, anche oggi, quindi scriveteci da dove state guardando l'evento, noi vi saluteremo, lasciate le vostre impressioni, il vostro commento su questa grande festa che a Sant'Lussurgiu vive di storia e di memoria. Siate anche voi partecipi di questo nostro incontro. Vi posso dire che fino a ieri in oltre 100.000 attraverso le visualizzazioni avete seguito questa corsa, le vicende di questa comunità in questi 3 giorni veramente che questa strada ha messo insieme, ha rappresentato, ha fortificato. E anche oggi vedo che i numeri sono importanti e ci fa davvero piacere perché questo significa insomma, che Sant'Urso nel aprire le porte voleva portare anche a voi davvero la visione di questo spettacolo. Sì, questo ci fa molto piacere perché testimonia il fatto che la scelta di trasmettere in diretta streaming Sagare Allenanti è una scelta positiva, e questo diciamo è stato ragionato con alcune chiavi di lettura. Allora, intanto la manifestazione Sagare Allenanti ha per sua natura ovviamente dei limiti fisici che non consentono poi la partecipazione di un foltissimo gruppo di partecipanti, perché chiaramente i limiti fisici sono dati dalle case, gli spazi pubblici disponibili sono comunque degli spazi molto molto controllati, e quindi significa che oltre questo numero di persone purtroppo fisicamente non si è in grado di accoglierle, di accogliere il pubblico, intendevo. Quindi l'idea della diretta streaming risponde anche un po' a questa esigenza, cioè la possibilità comunque di garantire la partecipazione per chi non riesce ad accedere diciamo alla manifestazione, o comunque non riesce a partecipare, di poter vivere questa emozione. Certamente l'emozione del video non è paragonabile a quella sul Che si live, vive cioè qua. che si vive direttamente qua, però sicuramente, insomma, consente poi peraltro ai tantissimi lussurgesi sparsi nel mondo, che insomma colgo l'occasione anche di salutare, di poter avere un filo di contatto con il nostro paese, e quindi poter in questo senso rivivere queste emozioni anche quando sono a distanza e non possono esserci fisicamente con noi. Ecco qui, ascoltiamo i suoni del Sagarrela. Poco prima di Piazza San Sebastiano, eccoli transitare, davanti Carrardo, eccoli davanti Piazza Santa, e tengono unita e composta la Maretta, terminando la carrera. Ecco un'altra bella immagine, un primo piano. Attenzione, liberare il percorso, Francesco Tuschio.
davanti a casa Sestante, Questo è il passaggio. Il sindaco, Diego, lui ci deve lasciare, ma più che altro deve immergersi nel contesto e quindi stare non solo tra i suoi compaesani, ma anche tra la tanta gente che anche oggi ha scelto Santi Lussurgiu per vivere da vicino questo evento. Intanto grazie per averci accolto e aperto le porte e grazie anche per essere stato qua in questa prima parte di diretta. Grazie a te Giuliano per la tua presenza, per il, insomma, il commento così prezioso che stai facendo per la nostra manifestazione, perché aiuta insomma, a viverla con una lettura insomma, commentata come quella che stai facendo. Io sì, adesso mi sposto a Siscapadolgio alla partenza dove insomma, da quando ricopro la carica di sindaco decido Di di sostare. trascorrere diciamo, la manifestazione perché è un po' il centro del coordinamento, insomma chiaramente c'è tanta attenzione, c'è tanto lavoro, ma c'è chiaramente tanta preoccupazione che tutto vada al meglio e che tutto si svolga nella maniera più serena. Pertanto insomma, colgo l'occasione per ringraziare nuovamente anche Sardegna Live 24 per, il servizio che ci sta dando e saluto tutti coloro che stanno seguendo la diretta in streaming e insomma come si dice qua nell'augurio rispetto alle prossime edizioni Abate Rosanno il Mezzus. Grazie davvero e in bocca al lupo per tutto. Grazie davvero. per in casa Cadao, passano piazza San Sebastiano, eccoli davanti a Cadao, non riescono poi a tenere unita la Varese al termine. Tanto sono pronti Giovanni Furco e Sebastiano Bursa. Possono partire, attenzione, liberare il percorso. Risalga. Attenzione, liberare il percorso. Escono in questo istante dalla curva, Oneto Savarezza, transitano in piazza San Sebastiano, ancora Savarezza e Unità e Composta e terminano in questo istante Sagarella, Montenegro, Unità e Composta, Savarezza. Sono pronti intanto. Possono partire, attenzione. Liberare il percorso. Parte solo il Mario Mario con la partenza. Escono dalla curva, Oneto, Savarezza, eccoli mentre transitano piazza San Sebastiano, davanti largo ancora, adesso a tenere unita e composta Savarezza, e poco prima di Casapata. Si dividono comunque fino al termine qua, abbiamo tenuto unita e composta Savarezza. Attenzione, possono partire Antonio Borrote e Francesco Flori dalla partenza.
e terminano in questo istante la carrera mantenendo viva e composta la Varezza. Intanto voglio ricordare il vincitore Puro spettacolo, condivisione, divertimento collettivo con il contorno delle maschere. Davvero la manifestazione di Sant'Ursurgiu si differenzia da tutte le altre che si tengono in numerose contrade dell'isola. Non è collegabile a riti ancestrali o propiziatori, a momenti magici, a rievocazioni storiche. Lo abbiamo ribadito più volte. Questa strada è esclusivamente riservata per Sagarella e Nanti e si trova nel rione Biadorru, una discesa ondulata con un breve tratto pianeggiante a metà e una leggera salita alla fine incassata tra le case che stanno di antico. State lasciando i vostri commenti, vogliamo anche cogliere l'occasione per rispondere a chi teme che ci sia in qualche modo forma di violenza sugli animali. Assolutamente questo è sempre un argomento delicato, ma vi possiamo assicurare che qui c'è grande rispetto, in particolar modo per i cavalli, per tutti gli animali, ma potete immaginare quando si parla di simbiosi, di affiatamento, significa parlare anche di un rapporto unico e esclusivo che si instaura tra i cavalli e i cavalieri. E se è vero che oggi sono protagonisti di uno spettacolo a scena aperta di fronte a un pubblico, è anche vero che questo rapporto si consolida nel quotidiano, laddove davvero questo affiatamento si crea da sempre tra cavalli e cavalieri, e questo vale per tutti. Le eccezioni quando esistono e quando emergono rimangono eccezioni, ma se c'è un popolo che ha sempre avuto rispetto degli animali è proprio il popolo sardo. Rispondo soprattutto alla signora che si rivolta anche in toni poco garbati, accusando in generale questo popolo sardo probabilmente di poca sensibilità. Le posso assicurare, signora, che non è così. E questa è un'altra bella immagine che ci testimonia l'affiatamento tra i cavalieri, ma anche tra gli stessi e i loro cavalli. Eccolo uscire dalla curva, tentano di unire la Varezza, ancora qualche attimo di esitazione da parte del cavallo di Azzurro, ma niente da fare, terminano in questo istante. La carrera. Ecco che i cavalieri vengono invitati a posizionarsi, ad attendere anche a quell'invito per la partenza, che ovviamente è anche il segnale che il campo è sgombro e che tutto consente il libero passaggio della corsa. Ecco anche il suono del passaggio. Uscire dalla curva, uniscono la Varezza già subito dopo la curva, transitano piazza San Sebastiano, ancora tengono vita e comporta la Varezza, eccolo davanti alla casa fatta e terminano in questo istante, mantenendo unita e composta la Varezza. Dobbiamo ora qualche istante perché dobbiamo far effettuare la sistemazione del terreno.
ce l'ho io, Robby. Qui non ci sono stelle da infilzare, né incroci di spade da eseguire, neppure spade da consegnare ai cavalieri. Qui ci sono cavalieri mascherati che scendono a velocità sostenuta lungo una pista stretta e corta, appaiati fino all'arrivo, suscitano emozioni per gli spettatori che sono assiepati ai lati del percorso e che sottolineano ogni discesa con segnali di approvazione, di consenso, di vicinanza, di affetto. Ecco qui. Non riescono a tenerla, Monetta. Ecco, oltre già Casaldo, termina la distanza che ha fatto, ma non riescono a tenere unita. Ecco, adesso è stata annunciata una breve pausa per consentire la sistemazione del percorso, quindi ci sarà un apposito mezzo che attraverserà la via per ripristinare quindi il passaggio sul quale poi i cavalieri e i cavalli torneranno a correre. Intanto nelle cantine lungo la via Roma, quindi Sagarrela, e anche in quella adiacente, attraverso la quale i cavalieri percorrono il viaggio di rientro verso il punto da cui torneranno a correre, si brinda, si sta insieme, si comincia anche a cantare. Questo poi soprattutto avverrà dopo, al termine delle corse, quando davvero la festa continua con questa manifestazione che non è parallela, è sostanziale, integrante ed è un evento nell'evento, quindi una manifestazione nella manifestazione, dove davvero il carnevale continua a brillare sotto un'altra luce, dove la tradizione resiste e soprattutto quel segno di accoglienza e ospitalità riesce sempre a dare un segnale di presenza da queste parti. «42 cavalieri anche quest'anno garantiscono un grande spettacolo a Santu Lussurgiu». Lo studioso tedesco di lingua sarda, il Wagner, nel suo dizionario etimologico sardo scrive: a Santu Lussurgiu lì c'è un luogo da dove si guarda uno spettacolo, le cavalcate che si fanno in occasione delle feste. Questo luogo è Sagarrela. C'è davvero una corsa sfrenata che tiene tutti col fiato sospeso, che intrattiene, diverte, meraviglia, suscita ammirazione. E le corse per i lussurgesi, come abbiamo sempre tenuto a sottolineare, rappresentano proprio la sintesi di una circostanza, quella del carnevale, che raccoglie l'intera comunità. Una comunità ospitale, uno splendido borgo medievale, un luogo dove il tempo scorre lento, dove non esiste la frenesia delle giornate scandite dai ritmi imposti dalla moderna società. Questo è Santu Lussurgiu, un luogo dove è ancora possibile scendere in strada, incontrare le persone, comunicare, sentirsi a casa, nelle vie acciottolate, dove
le botteghe aprono e resistono, dove si può ammirare l'arte dei falegnami, dei fabbri, dei sarti, dei sellai, dei calzolai. Un luogo dove ogni anno le stagioni e i mesi sono scanditi non solo dai colori, dai profumi e dai ritmi della natura, ma anche dai momenti di festa che riuniscono da sempre l'intera comunità, rievocando, come in questo caso, la tradizione principale del borgo, cioè il cavallo. Un borgo, quello di Sant'Ulusurgiu, immerso dentro queste vallate rocciose del Montiferru, dove si respirano queste atmosfere, dicevamo, dove il tempo scorre lento, ma dove il passato resiste, ecco, scolpito nelle mura. Tradizioni forti, vive, ben radicate, e tutto si fonde armoniosamente da queste parti, e lo spirito è dato proprio dal caloroso senso di accoglienza dei lussurgesi, che rendono questa località un posto dove ritrovarsi. C'è grande rispetto verso tutti e verso tutto. Infatti anche per questo Sant'Ulusurgiu rientra tra i borghi autentici, in quanto comunità ospitale che accoglie i propri ospiti, coinvolgendoli nelle numerose occasioni, ma pur conservando tanto del suo tempo passato, Sant'Ulusurgiu è una comunità che guarda con forza al futuro. C'è una frase molto bella che è stata scritta sul luogo che oggi ci ospita. Il grosso paese appare all'improvviso, adagiato in una profonda conca al riparo dei venti. Fa parte del Montiferru e si sviluppa all'interno di un cratere di origine vulcanica, le cui case presentano la tipica struttura a torre e le strade ripide e tortuose si incrociano nel centro storico, conservando ancora le vie di pietra. Un'esistenza, e oggi ne è testimonianza, in continuo contatto con il cavallo, considerato dall'Lussurgese come un indispensabile collaboratore nelle sue fatiche e un prezioso compagno nelle sue feste. Sin da piccoli i lussurgesi cominciavano a montare su Caddumurru, il cavallino di ferula o di canna, che i loro nonni o padri realizzavano per loro affinché potessero iniziare a giocare, a familiarizzare con questo mondo che da grande li avrebbe rapiti, affascinati, coinvolti e resi anche partecipi e protagonisti. È così che da ragazzi invece portavano al pascolo il cavallo vero del padre, o una breve corsa al galoppo non veniva a mancare mai, fino a quando divenuti adulti invece il cavallo diventava proprio per loro il mezzo di trasporto indispensabile. Ciascun mestiere che nel passato ha caratterizzato la vita delle comunità, non solo di Sant'Ulusurgiu, ma in generale, ha avuto nel cavallo un sostegno determinante. Stiamo aspettando in questa breve pausa che questo mezzo ripristini il percorso e lo renda agevole per le corse successive. Oggi si chiude Sagarella Innanti, come abbiamo detto, anche con le premiazioni dei cavalieri, e il sindaco prima faceva riferimento anche a questa introduzione dove la maschera considerata migliore verrà premiata, quindi, e poi oltre al discorso di chiusura di Diego Loi ci sarà la possibilità di ritrovarsi nelle cantine, di ascoltare gli antichi canti di Sant'Ulusurgiu, Sa Pastorina, Si Studiantina e tutte le altre forme di canto che caratterizzano il repertorio, fino poi a davvero gustare il buon vino, essere veramente partecipi di una bellissima festa di comunità. E Sant'Ulusurgiu davvero in questo senso è un fiore all'occhiello di un'isola che si racconta, che incanta,
e che conserva la memoria. Tanti amici oggi sono arrivati a Sant'Lussurgiu per fare festa insieme, da ogni località dell'isola, del territorio, ci sono anche persone che hanno varcato il mare per poter assistere per la prima volta a un evento di cui avevano solo sentito parlare. Una grande attenzione, perché qui davvero storia e memoria si fondono, la bellezza del paesaggio diventa uno dei motori attrattivi di quanto di più bello c'è da vedere e da amare. Tra poco. E stasera naturalmente tutti al centro di cultura per i tradizionali balli in maschera lussurgesi, per il veglione, il veglionissimo di carnevale a cura dell'Associazione Cavalieri Sagarelle Nanti. Questa sera al centro di cultura si balla, ci si diverte con le maschere lussurgesi e con tanta buona musica. Ed ecco, salutiamo naturalmente tutti i nostri emigrati che ci guardano in questo istante da tutto il mondo. Ricordo che siamo in diretta mondiale su Sardegna Live e allora un saluto a tutti i telespettatori, a tutti coloro che stanno ammirando questa nostra tradizione, questa cultura secolare che accompagna appunto la frequenza della Carolinanti. Salutiamo tutti i nostri cari lussurgesi che sono in giro per il mondo e non solo, tutti i sardi che apprezzano e anche i non sardi che apprezzano questa frequenza. Un saluto da Sant'Lussurgiu. E salutiamo Don Giancarlo che ci sta guardando in diretta, non può essere qua con noi stasera, ma lo salutiamo. Don Giancarlo di Gusti Zagarrela, dal caldo del Camino. Attenzione, stiamo per riprendere e quindi invito il servizio d'ordine in primis e il pubblico a obbedire agli ordini del servizio d'ordine nello sgombero del percorso. Casa Artu, Piazza San Sebastiano, qua in curva e tutti i punti nevralgici del Zagarrela. Dobbiamo riprendere la manifestazione, quindi dobbiamo accelerare tutte le operazioni di sgombero del percorso. Ripeto, San Sebastiano, Casa Artu e zone adiacenti. Intanto Andrea Fes, che non può purtroppo scendere a cavallo quest'anno, firma autografi qua sotto il palco, quindi se c'è qualcuno che vuole farsi autografare anche biglietti di 10 euro, ovvero se c'è autografato, se c'è qualcuno che vuole l'autografo, naturalmente il giro li vede Andrea, quindi avvicinatevi e firmerà tutti gli autografi. Dicono che già anche i baci gratis.
Francesco Ruiu, metti a posto quel telefono. Francesco Ruiu, metti a posto quel telefono e fai il tuo servizio d'ordine. Mi dicono che è ancora sospesa perché c'è troppa gente lungo il percorso e non ci viene dato l'ok per poter riprendere la manifestazione, quindi chiediamo veramente con sollecitudine del pubblico a liberare il percorso e naturalmente il servizio d'ordine a agevolare il pubblico affinché liberi il percorso. Quindi Torre Duca, organizza dal mano del Bussacca e fai che sta a il magazzino. Ripeto, c'è ancora troppa gente lungo il Percorso e non possiamo riprendere fino a che non verrà superato tutto il percorso. Stiamo solo perdendo tempo quando potremo tranquillamente ammirare la trasparenza dei nostri cavalieri. ripeto, piazza San Sebastiano in giù, quella zona va tutta liberata. Tutti coloro che invece si stanno dedicando a fare delle foto possono partecipare al concorso con l'hashtag Carrera Click 18 o 18 scritto in cifre, pubblicandola su Instagram, e le 2 migliori foto verranno premiate con dei prodotti tipici locali. Quindi quale migliore occasione per fare delle foto pubblicate e magari vincere un bel cestino. Prodotti tipici locali lussurgesi, rigorosamente lussurgesi. Andiamo sempre alle stesse. Aspetta, che te lo sto togliendo per tenere per Stanno ecco inquadrati Andrea Fischer mentre si prepara con la sua GoPro per fare le sue riprese mentre effettuerà una prossima carrera. Attenzione, possiamo riprendere, finalmente liberare il percorso, possono partire. Alla partenza Alessandro Pino, Sergio Antonio Marcella, attenzione e partono! Ecco uscire dalla curva, puliscono Cavarella immediatamente dopo la curva, transitano piazza San Sebastiano mantenendo ancora vista Savarella e terminano in questo istante la carrera.
Eccoli pronti, attenzione, Totti Macca e Francesco Caro dalla partenza. Eccoli, Guarda come sta impegnando. Escono dalla curva e uniscono la Valenza all'altezza di piazza San Sebastiano, eccoli davanti a Casa Ardu e terminano in questo istante davanti a Casa Falda, mantenendo ancora unita Savalenza. alla partenza Francesco Fisse e Antonio Berlizza. Possono partire, attenzione, liberare il percorso. Ecco, unire la Valenza già prima della curva. Passano in questo istante piazza San Sebastiano, ancora Zavarella è unita ed eccoli terminare la carrera mantenendo unita Zavarella e tentando pure un approccio. Antonio tentava di passare Francesco che respingeva Antonio mentre tentava un approccio con un bel passo. Attenzione, possono partire e liberare il percorso. Marco De Sì e Francesco Fata alla partenza. Attenzione, e partono! Ecco la Valenza prima della curva. Transita in questo istante in piazza San Sebastiano, ancora tengono unita Savarenza ed ecco passare davanti a casa di Francesco mantenendo unita e composta Savarenza. Possono partire, liberare il percorso. Giovanni Pozzo si battono multa dalla partenza. Escono in questo istante dalla curva, uniscono la Valenza già subito dopo la curva, passano in questo istante piazza San Sebastiano, ancora tengono unita da Valenza e terminano in questo istante, mantenendo sempre unita e composta da Valenza fino al termine. Sì, non lo so, sì, l'ho preso uguale. Attenzione, liberare il percorso, possono partire. Alla partenza.
partenza, Mario Maicu e passa il Suri. Escono dalla curva, riescono a unire Tavarella già nella curva, non riescono però a tenere unita Tavarella San Sebastiano ed eccoli terminare questo istante la carriera. Aspettate, possono partire, attenzione, eccoli, questo è il transito della piazza San Sebastiano, Uriscola Tavarella, ancora mantengono unita Tavarella, non riescono fino all'ultimo e termino di questo istante la carriera Francesco Campo e Chico. Attenzione, possono partire e liberare il percorso. Che Antonio cura la partenza. Debuttante insieme a un grande veterano della carriera con i suoi 51 anni suonati, Antonio Cura. Escono dalla curva, non riescono ad unire Tavarella e poi transitare in piazza San Sebastiano e niente da fare, terminano in questo istante la carriera senza essere riusciti a unire Tavarella. Attenzione, possono partire e liberare il percorso. Ancora Giovanni Giuseppe Di Dio la partenza. Eccolo pronti, attenzione, possono partire. Escono dalla curva, non riescono ancora a unire Tavarella, tentano ancora in piazza San Sebastiano, niente da fare, ancora non riescono ad unire Tavarella e terminano in questo istante la carriera. Attenzione, possono partire e liberare il percorso. Eccoli pronti, attenzione. Ecco uscire dalla curva, uniscono Tavarella già all'altezza della curva, non riescono però a mantenerla unita, eccoli, mentre passano davanti il Casarco, l'istante è Casarmata e terminano la carriera. Aspettate, la partenza Giuseppe Matteo Pio, aspettate. Possono partire, attenzione, liberare il percorso. E partono! Eccoli, unire Tavarella poco prima della curva, transitano in questo istante in piazza San Sebastiano mantenendo ancora viva e composta Tavarella ed eccoli terminare la carriera mantenendo sempre viva e composta Tavarella. Allora c'è un po' di gente sul parcheggio.
io duravo due scuro, bisogna spostarsi un po', se no non possiamo riflettere. C'è troppa gente lungo il percorso e non possiamo riprendere se non viene liberato il percorso con la massima sollecitudine. Quindi c'è tranquillamente liberare il percorso. Attendiamo sempre che venga liberato il percorso all'altezza di piazza San Sebastiano e a scendere. Attenzione, possono partire, liberare il percorso. Tiro Carros e Antonio Pina alla partenza. Eccoli, pronti e partono! Escono dalla curva in questo istante, eccoli pulire la Varese, posto prima di Casa Cadao, transitano piazza San Sebastiano. Antonio saluta anche il pubblico all'altezza poco avanti di Casarco ed ecco di terminare in questo istante Sagarrela mantenendo unita e composta Savarezza. Abbiamo sentito distinti questi suoni, sono i suoni del Saccarella Ennanti, il rumore degli zoccoli, il tintinnio delle campanelle, le urla della folla al passaggio del Saparezza. E la colonna sonora del Saccarella Ennanti, spettacolare, manifestazione equestre di Santu Lussurgiu. 3 giorni, dalla domenica al martedì di Carnevale, i cavalieri lussurgesi danno prova della loro abilità a cavallo, affrontando al galoppo tra 2 ali di folla un percorso difficilissimo che si snoda tra le case del centro storico. Eccoli qua, altri 2 protagonisti di questo evento. Una giornata particolare, un freddo pungente, ma per fortuna questo sole si affaccia e consente lo svolgimento regolare di una manifestazione davvero molto sentita da questa comunità. Eccoli qua, altri 2 amici partiti, cercano adesso l'intesa col contatto, appaiati, composti, in questa simbiosi perfetta tra cavalieri e cavalli, lungo un percorso di 350 metri e una durata massima di 20, 22, 23 secondi. Questo è il tempo catturato da una velocità sostenuta che li vede appunto percorrere questo tratto non lineare che è la via Roma, appositamente strutturata per ospitare questo evento che non ha eguali in Sardegna. Questo è l'angolo deputato ad ospitare la partenza de Sagarrella Ennanti ed è l'angolo da cui questo segnale dà il via. Sentite il rumore. Eccoli davanti a piazza San Sebastiano. Quasi musicale dei campanelli e del passaggio degli zoccoli sul
terreno, sullo sterrato. Da si scappa d'Orzu a San Sebastiano alla chiusura del percorso e poi la risalita dei cavalli e dei cavalieri terminata la corsa in Saccarrella e Segus, la strada che sta dietro, una via parallela a Sagarrela e Nanti. Eccoli qua, partiti, molto veloce anche il passaggio tra una paresa e la successiva. Come vedete la gente tende ad invadere il tratto di strada, a commentare il passaggio, a dare un giudizio, a esprimere una sensazione, un'impressione. La maschera, l'abbigliamento del cavaliere che si inserisce nella manifestazione della festa. Come vedete a volte un richiamo all'abbigliamento tradizionale, altre volte una tenuta di fantasia. È un elemento peculiare. E oggi durante il pranzo chiedevo a un cavaliere che fino al 1961 ha corso, in questa occasione come ci si vestiva allora, quando magari non c'erano alcuni elementi che caratterizzano l'abbigliamento che oggi viene indossato dai cavalieri nel 2018, e lui mi raccontava del classico abito quotidiano sotto, e addirittura con dei quasi con della carta, con del piumaggio, con delle forme molto semplici che però andavano a vestire l'abito del carnevale, così un po' come ci si mascherava allora, certamente forse con meno colori vistosi, ma comunque con molta voglia di esprimere la goliardia, quel carnevale che è sempre stato elemento di festa e di trasgressione. Oggi la tenuta di fantasia è ricca di colori, festosa, la scelta è libera, dettata spesso dall'originalità. Un richiamo ai costumi spagnoli, ai costumi storici, oppure a situazioni legate all'attualità. Quasi sempre i cavalieri scelgono magari la tenuta comune anche nell'abbigliamento, così come i cavalli che somigliano, vanno di pari passo, quasi a creare una figura perfetta anche nella sua rappresentazione. Eccoli qui, partiti. Ci riescono all'altezza di piazza San Sebastiano, transitano e terminano in questo istante la carrera. Riflettori accesi su Sant'Lussurgiu, Sardegna Live trasmette in diretta le immagini del Sagarrela e Nanti, i 3 giorni di festa comunitaria che caratterizzano questo evento. Continuate a lasciare i vostri messaggi, i saluti, le vostre località e tutto quello che può comportare anche un elemento di riporto. Avremo modo di salutarvi, di salutare per conto vostro magari le persone di Sant'Lussurgiu che avete lasciato andando via, frequentando altri destini
per cause di lavoro, per scelte di vita e che magari ritrovate in questa occasione attraverso un collegamento che vi avvicina a quello che è sicuramente un caro ricordo. Mi riferisco in particolar modo ai lussurgesi sparsi nel mondo, ma a tutti quelli che in questo momento stanno seguendo la diretta hanno la possibilità di lasciare un'impressione, un commento, un saluto. La manifestazione è iniziata anche oggi puntuale alle 15:30 e tra poco terminerà perché come sapete questa manifestazione tiene vita fino a quando insomma, le luci creano le condizioni ideali, le luci del giorno. Dopodiché la festa si sposta davvero nelle cantine e lì i canti e il buon vino diventano poi elemento che unisce. Ecco qua un altro momento della festa del Sagarrela. Passano San Sebastiano in questo Emiliano Sagarrela mantenendo unita la Varetta. Un saggio di alta equitazione, uno spettacolo per intenditori. Questo è lo spettacolo al quale stiamo assistendo questo pomeriggio ancora una volta e per la terza volta da Santo Lussurgiu, uno spettacolo per appassionati di corse equestre che sanno cogliere le finezze, lo scatto, l'andatura del cavallo, l'assetto, la compostezza e la mano del cavaliere. Tutto ciò che è capace di riconoscere l'equilibrio del binomio uomo-cavallo e sanno apprezzare l'affiatamento della coppia in tutte le sue componenti. Ecco qua un'altra coppia di cavalieri e di cavalli che deve formare Sabarezza prima di guadagnare il percorso e lo sguardo di tutti i presenti. Qualche tentennamento in questo caso all'avvio, però come sapete si tenta di recuperare la situazione ideale per garantire la partenza e la miglior soluzione in rispetto all'evento e alle sue caratteristiche. Sento la voce di Mariano Lo Piccolo che ovviamente non ha appena terminato di dire, chissà se riusciamo, ha visto lo spettacolo invece ancora una volta trovare il suo equilibrio e fare corsa attraverso i due protagonisti del Sacarrela. Una pista accidentata che costringe il cavallo a cambiare continuamente andatura, per questo i cavalieri devono tenere una posizione verticale, gambe e schiena piegate potrebbero creare qualche pericolo. Ecco, vedete ancora una volta quello che abbiamo ribadito, la maschera, la sua importanza. Sacarrela è puro divertimento, esibizione in pubblico e anche l'ironia, gli atteggiamenti satirici sono
graditi dagli spettatori. Ecco qua il contatto fisico, questo abbraccio in corsa che lega i due cavalieri, che crea complicità tra gli stessi. Qua sul palco sono arrivate tre bellissime fanciulle. Attenzione, liberare il percorso. Ancora qualche istante. Ecco un'altra prova che volge al termine lungo questa strada. Come vedete c'è un gruppo di irriducibili che comunque sfida sempre con temerarietà il passaggio dei cavalli, si ritira al passaggio e poi invade nuovamente il percorso. Se le tradizioni equestri isolane hanno potuto prendere piede e mantenersi nel tempo, lo si deve in gran parte proprio alla stretta simbiosi che sia in tempi di pace che in tempi di guerra l'uomo ha stabilito con il cavallo. La Sardegna è terra di cavalli e di cavalieri, le cui gesta risalgono addirittura al 1300, alla corte e quindi al giudicato di Eleonora d'Arboreo. Non a caso la provincia di Oristano offre da questo punto di vista tante espressioni e tante eccellenze ancora oggi storicamente ovviamente accompagnate. Le tradizioni equestri e la passione dei sardi per i cavalli sono ancora oggi molto presenti e numerose. Antiche e importanti manifestazioni, soprattutto durante il periodo di Carnevale, in cui è sempre presente l'impiego del cavallo, rendono magica la giostra equestre. Come sapete sono diverse e importanti le manifestazioni. A Oristano parliamo di Sartiglia e di Pariglia, a Sedilo con l'Ardia, a Cagliari con la festa di Sant'Efisio, a Sant'Antioco si festeggia la pluricentenaria sagra intitolata all'omonimo santo, la cavalcata sarda a Sassari e ovviamente a Santo Lussurgiu la splendida e spericolata corsa a cavallo Sa Carrela e Nanti. Del resto questo amore dei sardi per i cavalli è lungamente datata e anche documentata. Una delle schede del libro Sculture della Sardegna nuragica, curato da Giovanni Lilliu nel 1966, descrive il bronzetto nuragico denominato arciere saettante in piedi sul dorso del cavallo e Lilliu lo raffigura come un cavallerizzo equilibrista che si esibisce in uno spettacolo rito culturale. Pensate che stiamo parlando di una figura che ha un'altezza di 7 centimetri e poco più, lungo 5-6, proviene dalla località Saliu del Sulcis e si trova nel Museo Archeologico Nazionale di Cagliari e ci sono diverse ipotesi su questa minuscola monumentale scultura che rappresenta, come dice il Lilliu, un unicum non soltanto fra i bronzetti sardi ma anche in tutta la piccola plastica in bronzo mediterraneo. Lo stesso Pablo Picasso
avuto modo di vedere i bronzetti nuragici, rimanendone turbato e conquistato nello stesso tempo. E il cavallo occupa un posto centrale nella vita e nel lavoro della società tradizionale sarda, e se oggi non è più quello strumento essenziale che è stato per millenni nella storia dei sardi, è vero che tutti i momenti più importanti della vita dell'uomo, soprattutto in un contesto di festa, di cerimonie, di rappresentazioni, eh, rievocano proprio quei momenti vissuti a cavallo e insieme a cavallo nella storia di tutti i tempi. E ci sono anche tanti viaggiatori, visitatori che nei secoli scorsi hanno attraversato la Sardegna, che hanno documentato questo particolare rapporto dei sardi con i cavalli. Per esempio il Fuos alla fine del Settecento scriveva: i sardi menano gran vanto dei loro cavalli e non hanno torto. Sono cavalli focosi, di piede leggero, un po' bassi, ma, specie quelli della razza migliore, ben fatti. Restano briosi se rimangono in Sardegna per oltre 20 anni. Con poco foraggio possono sopportare grandi fatiche. E stiamo parlando di un racconto della fine del Settecento. Oggi le cose sono cambiate notevolmente. L'anglo-arabo sardo nasce ufficialmente per decisione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Incremento Ippico della Sardegna soltanto nel 1967, quindi poco più di 50 anni fa, quando si sentì l'esigenza proprio di proteggere una produzione frutto di quasi un secolo di appassionata e tenace selezione, continuata anche in momenti difficili e della cui meritevole perseveranza occorre dare atto, oltre che agli organi tecnici responsabili, anche a tutti gli allevatori sardi. E oggi vediamo che l'anglo-arabo sardo è protagonista di questo evento ed è uno di quegli elementi che ovviamente hanno modificato la corsa nel tempo. Del resto l'anglo-arabo sardo ha unito in sé le caratteristiche di un ottimo cavallo da sella, con quelle di resistenza, rusticità e ottima conformazione derivanti dall'origine autoctona. Ha dimostrato da subito di essere un cavallo versatile, capace di esprimersi negli sport equestri e nelle corse piane, nel tempo libero e nell'equitazione di campagna. Questo lo sa bene il lussurgese, che ha sempre avuto rispetto, familiarità e competenza in questo ambito, come abbiamo più volte ribadito in queste 3 giornate. Ed è un primato della Sardegna che produce la quasi totalità dell'anglo arabo allevato in Italia, e insieme alla Francia è il maggior produttore a livello internazionale. Partiti, ecco il passaggio dopo la curva, altezza di San Sebastiano, ultima curva che presenta, come vedete, una doppia sfumatura prima di arrivare al finale della corsa. Punghe e regolle, come dice anche il titolo di questa mostra, che fa fierezza di sé nelle varie foto che addobbano il paese in queste giornate di festa. Una corsa dietro l'altra, altra paresa.
Ecco qui altri due protagonisti lussurgesi. Antonio e Giuseppe. In partenza, eccoli qua. Curva, San Sebastiano e passaggio finale, 350 metri e poco più. Terminano in questo istante senza essere riusciti a... Si dibatte molto sull'origine del cavallo in Sardegna. Sarebbe stato introdotto dai cartaginesi quasi 2500 anni fa e fu rappresentato per la prima volta nell'isola nelle monete cartaginesi che recavano impressa una figura equina a mezzo busto che vuole significare il simbolo della forza e della dominazione punica in Sardegna. Ancora dalla storia alla cronaca. E la cronaca vede altri due protagonisti pronti per la discesa. Assetto, partenza, ricerca del contatto, questa volta tenuta per mano e poi ecco l'abbraccio che segnala proprio l'intesa raggiunta lungo il percorso. Tra poco vedremo questi protagonisti risalire dalla via principale per quel momento finale che li raccoglierà tutti insieme, tutti e 42. Nel momento delle premiazioni a ognuno sarà consegnato un segnale di gratitudine, di riconoscenza per l'impiego di un lavoro, di una presenza, di una partecipazione, di ciò che ha dato a questa manifestazione nell'arco delle 3 giornate, e sarà un momento anche di grande suggestione vedere tutti i protagonisti in un solo momento sfilare, in questo caso lungo la risalita del Zagarella. Sono gli ultimi minuti di questa manifestazione, a breve ci saranno proprio quei momenti che accompagneranno il gran finale, così come annunciato e come da sempre si ripete. Nicola Valle aveva descritto questo amore dei sardi per i cavalli in maniera poetica, come era suo solito fare, scrivendo: nella vita e nel paesaggio della Sardegna il cavallo è elemento essenziale e necessario, come in molti quadri di Velázquez, di Delacroix e di Paolo Uccello. I cavalli sardi però non si possono pensare come usciti da quelle tele, non ne hanno la massiccia superbia né la magnificenza opulenta. Casomai si potrebbero trovare per loro antenati più remoti, i rossi cavalli etruschi per esempio, effigiati nelle tombe di Tarquinia, agilissimi ed asciutti nella sobrietà ed eleganza delle forme snelle, o quelli delle belle monete puniche del Museo di Cagliari, dalle proporzioni perfette e dalle andature rapide e vivaci. Per restare nel nostro tempo e nella nostra arte potremo trovarli nelle tempere di Aligi Sassu, scattanti come gatti e pronti all'impennata, o nelle
Stilografie di Mario Delitala, dove la Sardegna così vera e reale è già favola e mito. Ecco, qua vediamo un consulto nei pressi di Siscappadorzu. È probabile che stiano dando comunicazioni sull'evolversi della manifestazione da questo momento in poi. Vi ripeto, ci stiamo avvicinando quasi alla chiusura e quindi è molto probabile che stiano comunicando in questo senso. Lo sapete. Uniscono in questo istante Savarezza all'altezza poco prima di piazza San Sebastiano, non riescono però a tenerla unita e composta fino al termine. Sagarrera. Alla partenza intanto sono pronti Francesco Campos e Samoredetti. Ecco, vedete ancora un'inquadratura che ci permette anche di carpire uno scorcio della parte alta di Sant'Lussurgiu, il monte che sovrasta l'abitato, quel profilo che ovviamente ci restituisce la bellezza, quasi come dentro un quadro di queste case ben disposte, di questa architettura armonica che caratterizza Sant'Lussurgiu. Ecco, come sentite, la voce di Mariano Lo Piccolo invita le persone a liberare la strada, perché il servizio d'ordine ha ulteriormente richiamato tutto. È dovuta al servizio d'ordine che richiama le persone disposte lungo Sagarrela di liberare il percorso, altrimenti non viene dato il permesso di ricominciare. Ecco qua, stiamo ripristinando la corsa, eccoli qua, sono partiti. Transitano piazza San Sebastiano, non riescono a tenere unita Savarezza, ecco, mentre ci riescono nell'ultimo tratto per poi terminare Sagarrela. Ecco qui Mario, che abbiamo più volte citato, inquadrato in questo momento, Mario Maicu, e credo, se non ho capito male, che questa è l'ultima pareggia chiamata alla rincorsa iniziale, al passaggio e alla chiusura. Eccoli qua, sono partiti e adesso prima curva, cercano il contatto. Questo è il quadro in movimento che ci offre ancora una volta Sagarrela Nanti nella giornata del martedì, il momento conclusivo di questo grande evento che si è sviluppato lungo le 3 giornate di febbraio, le ultime del carnevale, dalla domenica al martedì, con quel lunedì, con la corsa Sabudda, che ha veramente richiamato tanta gente qui a Sant'Lussurgiu, che ha potuto assistere ancora una volta a questo spettacolo che la tradizione equestre restituisce e garantisce in tante località dell'isola, ma che qui trova le sue particolarità, la sua forza, la sua unicità. Ecco, era un annuncio falso, non era l'ultima pareggia, ma ci sono ancora
alcune battute che possiamo avere, e questo ci fa grande piacere perché davvero sono tante le persone che seguono questi momenti che sono unici. Cercano la posizione giusta per la partenza e poi il segnale del via. Ecco qui, sono partiti, il contatto, il suono che ancora una volta ha sottolineato il passaggio dei campanelli e degli zoccoli. Liberiamo il percorso, altezza Ardo, Casardo e limitrofi ovviamente come sempre. Paolo Pillonca descrive il cavallo come l'animale che più di ogni altro ammansisce la parola dell'uomo nell'idea e nel richiamo delle virtù tipiche del mondo sardo, nei racconti del passato, nella meraviglia degli artisti e nell'attenzione degli scrittori, nei sogni dei poeti e nell'immaginario collettivo. Un saluto dal Brasile arriva da Daniela Munchen che segue da così lontano questo evento e ovviamente il suo saluto è rivolto a tutti. Esprime nostalgia nel non essere qui, immersa nel carnevale di Santo Lussurgiu, e Giuseppe Marongiu scrive con una sola parola Sardegna, quasi a significare con questo termine tutto quello che ancora una volta la nostra terra riesce ad evocare, a garantire in termini di suggestioni. Ecco qui un altro momento, un altro scatto e poi qui il passaggio finale che degrada la sua velocità al termine del passaggio. Saluti da Milano, da parte di Giuseppe Marongiu che prima ha espresso il suo sentimento di compiacimento per l'evento che Santo Lussurgiu garantisce anche nella giornata odierna, quella conclusiva del suo carnevale. È una giornata che segna la chiusura di tanti carnevali dell'isola, ad eccezione per esempio del mercoledì delle ceneri di Ovoda che domani nella giornata di apertura della Quaresima trasgredisce ancora una volta con quella festa spontanea che è il carnevale comunitario dove non ci sono spettatori e attori, ma tutti entrano nel gioco della rappresentazione in una miscela davvero molto particolare dove soprattutto il nero prodotto dalla fuliggine annerisce i volti e poi il trionfo dei colori, delle danze e dei suoni colora il resto. Altri appuntamenti nell'imminenza, sempre legati alle tecniche equestri, vi ricordiamo il 24 la pentolaccia a cavallo di Benetutti, quindi tanti cavalli e cavalieri provenienti dall'isola cercheranno di infrangere quei cocci sospesi lungo le corde del percorso che attraversa la via principale di questo centro del Gocceano e poi, sempre legato al mondo delle tradizioni equestri, la consegna del premio da Bologna, i suoi amati paesani. Lui è stato corridore di Sagarrela e quindi saluta davvero Mario Obinu.
e poi Giulia Corrias che saluta Paolo Pillonca da Bagnoregio e esprime il sentimento di mancanza di una terra che evidentemente continua a vivere nel cuore e attraverso queste immagini, le immagini che trasferiscono ciò che accade nella nostra terra. Saluti dalla Svizzera a tutti da parte di Maria Rita Marras, Carta, tanta Sardegna sparsa nel mondo che oggi guarda questo evento qui da Santo Lussurgiu. Eccoli qua, partiti, praticamente i protagonisti coppia, doppio coppia, stanno rappresentando l'ultima paresa di questa edizione e quindi vengono richiamati man mano da Mariano Lo Piccolo, speaker ufficiale di questa manifestazione. Lui ama definirsi mossiere, questo termine è quello che viene descritto per colui che appunto ha il piacere di raccontare, di essere anche un po' il regista di una manifestazione che ha i suoi tempi, i suoi ritmi, che in questo caso vengono scanditi da Mariano già da qualche tempo a questa parte, prima ancora di lui a iniziare questo racconto della vita lussurgese a cavallo. Era stato Ambrogio Casula, appassionato di manifestazioni, conoscitore e uomo dotato di grande ironia. Eccoli qua, altri due protagonisti trovano l'intesa compostezza, una bella immagine, bello anche l'abito che indossano, che porta colore nella discesa e nella corsa. Terra unica la Sardegna, scrive Luca Zacchini, saluti da Sant'Agna Arresi da parte di Silvia. E ancora c'è chi esprime emozioni, anche a Torino siamo un bel po' a guardarvi, scrive Tonino, e ancora altri che lasciano come Massimo Mastino i loro saluti da Ozieri in questo caso. Ogni paese vanta una propria tradizione, perché il cavallo è tradizione e cultura. E se in tempi lontani era uno dei mezzi di trasporto e lavoro, un'esigenza quotidiana, ma non per tutti, perché tutti non tutti potevano permetterselo, i cavalli bardati a festa oggi invece sono presenti nelle processioni religiose dietro la statua del santo, oppure fanno la loro comparsa nelle sagre e nelle diverse manifestazioni, come quella che oggi ci ospita qui a Santo Lussurgiu. Storie o leggende su cavalli e cavalieri se ne contano davvero tante nei racconti popolari, nei romanzi di ambientazione sarda e non solo. Salvatore Cuga scrive complimenti, saluta dalla Romagna Rocco Sanna. Questa trasmissione è bellissima, scrive Daniela. Lei che era già stata, come scrive, a Cortes Apertas a Ovodda, e quindi rivive ancora una volta da lontano dal Brasile uno spaccato di Sardegna, in questo caso attraverso questo ponte che noi abbiamo creato con queste immagini e le storie dei suoi protagonisti. Eccoli qua, battute finali come abbiamo già detto per Sagarella e Nanti, edizione 2018. Mentre passano davanti il Casardo,
Ecco, Mariano Lopiccolo in questo momento dà una comunicazione a tutti i presenti al termine delle corse. Il pubblico è invitato a non invadere il percorso in quanto i cavalli, come vi abbiamo annunciato, risaliranno tutti insieme con i loro cavalieri e quindi serve che il passaggio sia libero, sia appunto perché gli stessi dovranno muoversi in libertà, sia anche per non creare problemi alla sicurezza dei presenti. Si sta preparando il momento del finale, come vedete anche da questi annunci che preparano già quello che è stato descritto come il momento delle premiazioni, dei riconoscimenti, dei saluti, che prelude sì all'arrivederci per la prossima edizione, ma che in realtà continua qui dentro le cantine, lungo le vie, dove ci si continua a ritrovare, a stare insieme, a bere insieme, a cantare insieme. Ecco qui le ultime parezzas. Eccoli qui. Saluti da Verbania, Antonica Pisano, viva la Sardegna, saluti dal Piemonte, scrive Roberto Pinna. Sento la musica de Sa Maschera e Brulla, scrive Marianna Enna, vi ricordate il sindaco ce lo ha detto in apertura, che in chiusura ovviamente ci sarà anche questo momento che segna proprio il passaggio del carnevale, quell'emblema che sempre lungo il percorso che stanno attraversando cavalli e cavalieri avrà modo di manifestarsi. E noi vedremo Sa Maschera e Brulla tra poco passare, quindi volevo rassicurare Emanuela Pes, che ce lo chiede, che i nostri riflettori resteranno accesi fino a quel momento. Ecco qui allora Mariano ha salutato diciamo i partecipanti, i 42 cavalieri che tra poco vedremo sfilare tutti insieme, ma sta chiedendo anche di lasciare libero il percorso in quanto Sa Maschera e Brulla adesso farà il suo ingresso e quindi sarà il carnevale come simbolo di chiusura di questa carrela. Allora intanto mentre attendiamo il passaggio di Sa Maschera e Brulla, vogliamo farvi vedere il passaggio di un fantino al quale abbiamo fatto indossare, diciamo così, passatemi il termine, una GoPro, una piccola telecamera, e così vediamo la corsa da questa prospettiva, quindi così come lui ha visto, e guarderemo con i suoi occhi il passaggio lungo il percorso. Possiamo agevolare il filmato. Eccolo qua, attenzione. Come vedete il suo sguardo punta adesso sulla rincorsa, attraversa la velocità sostenuta di questa carrera, vista da qua sembra ancora più lunga, e come vedete gli sguardi degli spettatori sono puntati e qui vediamo per la prima volta dove termina la corsa. Possiamo rimandarlo perché è stato veramente particolare e vorrei vedere ancora questo passaggio, lo rivediamo insieme in attesa del passaggio della maschera. Vediamo un pochino. Ecco qui, vedete il posizionamento, lo sguardo del cavaliere, la postazione a Capadorzo e poi la corsa, il via, fianco a fianco, il primo passaggio, questa è la piazza San Sebastiano, l'ultima curva, prima della uscita, qui vedete che
c'è quasi una frenata, quel regollo che abbiamo commentato, dove verso questa salitina finale la corsa si conclude. Molto bella questa prospettiva del Sagarrela Enanti. Qua vedete intanto la gente che comincia ad animare anche il percorso. Sono le battute finali di questa festa. Ci hanno annunciato il passaggio del carro, della maschera, quindi del momento finale. Adesso ci stanno dando comunicazione e in ogni caso vi ricordo che qui a Sant'Lussurgio tra pochi minuti ci sarà la premiazione dei cavalieri che in queste 3 giornate di festa hanno davvero caratterizzato dei grandi momenti legati alla tradizione locale. Ecco, si muove qualcosa al fondo, devo dire, da qui non vediamo bene. Vi ricordo i 42 cavalieri che sono stati protagonisti, vi ricordo l'associazione Cavalieri Sagarrela Enanti di Sant'Lussurgio che insieme al comune ha organizzato questo evento, le associazioni che sono entrati nel gioco veramente di un'organizzazione complessa che ancora una volta però ha portato a termine i suoi propositi e ha garantito davvero la migliore delle riuscite in queste 3 giornate. Ecco qua, battaglione.
Chi io? Proprio non sento niente. Delle immagini dal Carnevale di Santo Lussurgiu. Qui sì, possiamo usare questo termine in libertà. Fino adesso abbiamo ristretto l'accezione carnevale a cavallo, una storia che continua, che si racconta, questa tradizione secolare di Santo Lussurgiu, ma qui c'è davvero quella bellezza, quell'allegria, quella pioggia colorata che caratterizza davvero la libertà del Carnevale. Sono in compagnia di Mariano Lopiccolo, che ha ancora una volta tenuto banco nel racconto, nello scandire i tempi, nell'accompagnare le discese. Io ho detto che tu ami questa definizione di mossiere in quanto mutuata proprio da chi solitamente ha il compito di dirigere la corsa, di creare una vera e propria regia all'interno della stessa. C'è chi usa il termine speaker, chi accompagnatore, chi commentatore, non importa, l'importante è essere la voce di un evento. E dando voce all'evento, per te quello di quest'anno, facendo un piccolo bilancio tuo personale, come posso dire, da protagonista privilegiato dell'evento, che cosa ti viene in mente di dire? Mi viene in mente di dire che è stata una bellissima edizione questa, a parte, sono senza voce, si sente, a parte un piccolo incidente nella domenica delle prove, ma poi i 3 giorni di Carnevale sono stati 3 giorni veramente belli, intensi, ricchi di folla, ricchi di spettatori, ricchi di amanti, di vogliosi, proprio di assettarsi, di gustarsi questa manifestazione che dà sempre momenti particolari, perché non è il carnevale solito, è un carnevale diverso, un carnevale di coraggio, di abilità, di pericolo, di tante cose messe insieme che generano negli spettatori in primis una magia, ma poi nell'adrenalina che i cavalieri insieme ai cavalli trasmettono agli spettatori è veramente una miscela incredibile, esplosiva. E questo è veramente bello. Poi quest'anno è stata proprio caratterizzata da tanti aspetti. Ieri sembrava quasi tornare indietro nel tempo. Si è vista una manifestazione di un Sagarrelenanti quasi indietro nel tempo, con tanta gente nel percorso, e questo rendiamo grazie a chi ci ha permesso di farlo, anche perché è stato il pubblico collaborativo, le forze dell'ordine sono state altrettante collaborative e noi come organizzazione abbiamo cercato di dare il meglio. La cosa che mi preme sottolineare è che avere la diretta streaming poi con queste qualità di immagini che quest'anno abbiamo avuto mi dà ancora più, come dire, piacere, perché sono tanti i nostri immigrati che ci guardano e che aspettano la diretta per stare un attimino vicino anche con i paesani, anche vedere queste immagini, vedere queste persone che sono di Santo Lussurgiu, e quindi vedere magari un emigrato che in questo momento è in Argentina piuttosto che in Australia e vede una persona che non vede da tanti anni, magari gli scende anche una lacrima di commozione perché vede le persone che non vede da tanto tempo, magari un suo parente. Quindi è stata veramente un'edizione bella, bellissima, e ringrazio te perché sei stato sicuramente un compagno di viaggio. Non abbiamo potuto interagire insieme durante i 3 giorni, ma sei stato un compagno di viaggio come al solito perfetto e come al solito speciale, con la tua dialettica che sa regalare emozioni facendo vivere quello che tu provi per primo. Abbiamo fatto un racconto parallelo di un evento
che aveva soprattutto nei suoi suoni la forza. Noi siamo stati solo il commento, abbiamo cercato di interpretare quello che vedevamo e di trasferire le emozioni che vivevamo. A Don Giancarlo che cosa possiamo dire da qui, visto che ci sta guardando comodamente al calduccio? Ti vedo, se potesse vedere in questo momento, vedere la tua faccia, non so se ti manderebbe più una benedizione o una scomunica, non lo so. A Don Giancarlo direi che adesso passo con il semolino e con il caffè e latte, visto che sta facendo il pensionato alla sua età, anziché venire qua in mezzo alla folla e a divertirsi insieme a noi, perché visto che è ancora un giovane sacerdote poteva tranquillamente venire qua, anziché starsene al calduccio. Tra l'altro lui che vive nelle terre dei cavalli, perché tra Sedilo, Sant'Ulussurgiu e che ama i cavalli, ma infatti lui non ha detto che non ama Sagarrela, se l'è solo vista comodamente a casa sua al calduccio, mentre invece noi abbiamo passato il freddo non dell'inferno, di più. Noi al freddo e lui al calduccio. Adesso passeremo a portare il caffè e latte. Aspetti Don Giancarlo, arrivo col caffè e latte. Lo salutiamo caramente, ci sta questo commento, ma guarda che bella immagine, è quasi irriconoscibile adesso Sagarrela, perché è proprio coperta non più di quell'attesa del passaggio dei cavalli e dei cavalieri, ma di tutta la gente che libera la sua energia, la sua festa per stare insieme. E adesso sta per iniziare la manifestazione nella manifestazione. Adesso vedrai tutta questa gente che poi entreranno nelle cantine, sentirai i canti a concordo, dei vari cori che si mischiano, cioè nel senso che trovi uno che sa cantare, ok vieni qua a cantare, cantiamo insieme, fanno tutti i canti profani ovviamente, perché qua siamo nella terra dei canti sacri e profani, ma oggi canteranno il canto profano, sarà proprio una festa nella festa. Adesso andiamo a fare la premiazione, io mi accingo a fare la premiazione, a premiare il nostro cavaliere più anziano, 76 anni, Mario Maicco, oggi ha fatto delle parezze veramente eccezionali, e poi ci saranno i due giovanissimi e poi i premi delle migliori maschere. Ricordo che chi ha fatto delle fotografie, anche magari attraverso il computer, può fare l'hashtag Carrera Click 18, pubblicarla su Instagram e partecipare al concorso dove si possono vincere dei prodotti tipici locali. Quindi gran finale, ancora con questa immagine, qui parlano davvero le cose che vediamo. L'appuntamento è tra poco con la premiazione e le parole del sindaco che chiuderanno proprio l'evento per quel che riguarda la nostra diretta, e poi l'appuntamento è per il 2019. Non possiamo dire speriamo che sia ancora più bella, perché oggi è già stato più bello, speriamo che sia altrettanto così. Ci basta che sia così. Ci basta che sia così. Grazie Mariano, davvero grazie di tutto. Come dicevamo, vi lasciamo adesso al commento naturale, quello che arriva dalla piazza San Sebastiano di Sant'Ulussurgiu. Grazie davvero per essere stati con noi in questi 3 giorni. Speriamo di avervi con la stessa attenzione, con la stessa partecipazione anche durante le prossime emozioni. Noi ci saremo, siateci anche voi. Grazie di tutto.
punti. Non si perde. Visto che ci saranno poi saranno premiate 21 e 4 palestra mascherate, quindi che avevano in contatto i dei master in queste 3 giorni. Però io dovrei cambiare immagine sul palco. Intanto invitiamo i cavalieri mascherati a lasciare libero lo spazio perché devono arrivare i cavalieri protagonisti della galera. Cavalieri mascherati a lasciare lo spazio per i cavalieri protagonisti della galera. Allora mentre invitiamo i cavalieri a raggiungere piazza San Sebastiano. Invitiamo i cavalieri a raggiungere piazza San Sebastiano per la premiazione.
che abbiamo i cavalieri qua piazza San Sebastiano per procedere alla premiazione. E allora eccoci pronti per la premiazione. Oh, stanno Prima facendo le premiazioni, cosa fanno? naturalmente la consueta premiazione è doveroso un saluto da parte di chi insieme all'associazione Cavalieri organizza la gara dei Nervi, da parte di chi appunto si impegna per far sì che questa manifestazione rimanga e mantenga la giusta tradizione. E allora la parola a Giulia per i saluti conclusivi di questa carrella in alto. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Samu, qual è il problema? Diciamo che tutto bene, ciò che finisce bene e anche Ce quest'anno l'ho io il sindaco frontale, l'edizione ragazzi. 2018 questa carrella in alto si è conclusa positivamente. Si è conclusa positivamente sicuramente grazie a una forte rete di collaborazione che si è riuscito a porre in essere. Mi sento? Mi sento? Dicevo, un'edizione che si è conclusa positivamente grazie a una fitta rete di collaborazione che ha garantito una organizzazione di grande qualità. Quest'anno credo che Samuel, il livello qualitativo mettete a me, Samu, mettete a me, ce l'ho io. abbia determinato una manifestazione molto più fluida, molto più serena, dove il pubblico ha fatto nuovamente parte della manifestazione della forza. E questo è dovuto sicuramente alla capacità di collaborazione e alla capacità di relazioni Insomma, importanti tra organizzazione, forze dell'ordine, amministrazione e parti tecniche. Io non voglio dilungarmi molto perché insomma è tempo di fare festa e devo semplicemente fare i ringraziamenti a tutti coloro che hanno fatto parte dell'organizzazione. L'Associazione Cavalieri, la Proloco, il Centro UNLA, la Protezione Civile, la Compagnia Barracellare, le compagnie barracellari che hanno fatto parte dell'organizzazione, il servizio d'ordine in tutte le sue forme, la Croce Rossa, i Carabinieri, un particolare ringraziamento al capitano dei Carabinieri Fornasier, al Questore di Oristano per l'attenzione con la quale hanno seguito la nostra manifestazione, il servizio veterinario, tieni un attimo. Il servizio veterinario, il servizio manutenzioni percorso, Sardegna Live 24 e Giuliano Marongio che hanno garantito la diretta streaming in maniera eccellente, il mossiere Mariano Lopiccolo, i dipendenti comunali che hanno collaborato attivamente alla realizzazione della manifestazione, la giunta comunale che si è impegnata molto per la ottima realizzazione dell'iniziativa, la realizzazione e l'installazione della mostra fotografica Punghere Golle con Giuliano Marongio, con Giuseppe Filino, Salvatore Ligios e Sogos, i produttori e gli espositori che hanno animato il punto espositivo. Questi sono scherzi di carnevale. Dei produzioni tipiche, dicevo, gli sponsor dello streaming e chiudo ringraziando chiaramente i Cavalieri, le loro famiglie che sono, come diciamo sempre, l'anima della manifestazione e ringrazio in particolare il vicinato di Via Roma che offre da sempre la sua tradizionale ospitalità e consente insomma che la festa si concluda nel migliore dei modi.
Dicevo che quest'anno è stata una ottima edizione, un'edizione positiva, senza problemi, e questo lo dobbiamo sicuramente alla collaborazione di tutti quanti. Ringrazio ancora e auguro una prossima edizione della manifestazione Sagarelle Nanti nel migliore dei modi. Avate un anno mezzo. Dio scherza, signor Sindaco. Bene, allora procediamo con la premiazione e chiamiamo naturalmente colui che a 76 anni ancora si concede il privilegio di correre qua a Sagarelle Nanti, e chiamiamo Mario Maicu. Mario Maicu qua sotto il palco, e lo chiamiamo insieme ai due debuttanti Samuele Denti e Antonio De Riu, perché vogliamo dare un omaggio al grande cavaliere Mario Maicu, ma vogliamo dare anche un grande riconoscimento anche ai due debuttanti, perché grazie ai debuttanti poi possiamo dare continuità a questa straordinaria manifestazione. E allora chiamiamo Mario Maicu, Antonio De Riu e Samuele Denti qua sotto il palco. Samuele Denti, Antonio De Riu e Mario Maicu qua sotto il palco per ricevere il giusto riconoscimento per la vostra partecipazione a Sagarelle Nanti edizione 2018. Vediamo se arriva Mario Maicu e Samuele Denti e Antonio De Riu. Allora, Mario Maicu, Samuele Denti e Antonio De Riu. Ecco. Ecco che arrivano Antonio De Riu e Samuele Denti. Chiamiamo anche Mario Maicu. Eccolo qua. E chiamiamo qua i nostri due esordienti insieme al veterano, al grande veterano de Zagarrela. Ricevono il premio da parte di Angela Carazzu dell'ufficio di segreteria dell'Associazione Cavalieri. Il premio per Mario Maicu ve lo voglio leggere, perché oltre ad essere un bel riconoscimento c'è anche una dedica scritta dal fratello e dice così: Sun Chimbantano chi Violetta. Grande Mario. Ed ecco le parole scritte dal fratello di Mario, dicono: Sun Chimbantases annos chi Violetta tasa prima scarrera regalato, per isumunno accaddu es estorrado, sa zoronata ancora no es completa di auguramoso. E allora, perché dovete sapere che Violetta fu il primo cavallo che Mario Maicu cavalcò qua a Sagarelle Nanti, ed era il cavallo di Tio Giuseppe Mura. Oggi invece Mario Maicu cavalca Arizona Express. E allora vieni Mario, ritira il premio dalle mani di Angela. Un applauso veramente di cuore a Mario Maicu, 76 anni.
Anche il cavallo, appena è stato nominato, ha avuto un attimo di emozione e vuole prendersi anche lui i suoi meritati applausi. Dagli la mano e poi il premio lo ritira dopo, dai. Un applauso a Mario Maicu, che accompagna i due debuttanti Samuele Denti e Antonio Di Riu. Anche loro ricevono il premio dalle mani di Angela Carazzo, che con grande impegno cura la segreteria dell'Associazione Cavalieri. Antonio De Rio, 17 anni. E il suo fedale Samuele Denti, anche lui 17 anni. Grazie a loro prosegue la tradizione dei Zagarelle Nanti. Per loro, anche per loro c'è il premio in ceramica e il sottosella. Samuele, vieni. Antonio, ma è Antonio. Antonio e Samuele, tutte e due. Antonio. Ma dai no. Antonio, senti, il presidente ti richiama. Sì, vedo, Antonio e Samuele. Antonio De Rio e Samuele Denti, venite ancora qua. Antonio, vieni. Ed ecco il presidente in persona che benissimo. E adesso passiamo ai vincitori de Zuluni del Zabudda, cioè coloro che hanno abbattuto il maggior numero di galline. E partiamo dal terzo posto. Terzo classificato Antonio Pinna. Antonio Pinna. Dai, su babbi. Domenico. Chiamiamo Antonio Pinna per ritirare il premio. Terzo classificato. Terzo classificato nella corsa desa Buddha, Antonio Pinna. Vediamo se arriva, eccolo che arriva. Ecco Antonio. Vince uno stellone. Ecco, consegna il vice sindaco Francesca Citroni. Bravo Antonio. Terzo classificato in Sagursa desa Buddha. Secondo classificato. Vince un gioco di campanelle Matteo Piu. Matteo Piu. Matteo Piu, secondo classificato nella corsa desa Buddha. Ecco che arriva Matteo, premia Diego De Riu, vicepresidente in pectore dell'Associazione Cavalieri.
Un applauso a Matteo Piu, secondo classificato. Vince col numero massimo di galline abbattute e vince un morso sardo dei fratelli Salaris, Francesco Floris. Francesco Floris vince sull'Uni Desabuda con il più alto numero di galline abbattute. Vediamo se arriva Francesco. Mi sembra di vederlo, eccolo che arriva. Ecco che arriva Francesco Floris, premia il presidente dell'Associazione Cavalieri Salvatore Soru. Niente bacio da parte del presidente, non bacia nessuno. E passiamo a premiare prima delle maschere. Abbiamo un premio per il cavaliere coraggioso. Un premio speciale perché dopo l'incidente avuto nella domenica delle prove ha avuto poi il coraggio appunto di ripresentarsi per la domenica successiva. E allora premio per il cavaliere coraggioso a Emanuele Porcu. Emanuele Porcu. Vediamo se arriva Emanuele. Il premio è un paio di speroni offerti dalla Selleria Spanu. Emanuele Porcu. Vediamo se arriva Emanuele. Allora vediamo se arriva Emanuele Porcu. Dopodiché procederemo con la premiazione per le migliori maschere. Ricordo che sono 4 premi. Emanuele Porcu. Vabbè, si presenterà, attendiamo comunque che arrivi. Nel mentre iniziamo a premiare le migliori maschere. Quarti classificati vincono un premio di 150 euro. La pariglia di Carlo Pani e Matteo Piu. Carlo Pani e Matteo Piu. Ecco che arrivano. Carlo Pani e Matteo Piu. Nel mentre è arrivato il
cavaliere coraggioso Emanuele Porcu e premia il presidente. Emanuele, come ti vuole giocare da Caravazza? Intanto Matteo Piu e Carlo Pani sono attesi qua sotto il palco per ricevere il premio, classificatisi quarti nella classifica delle migliori maschere. Ecco Matteo Piu che arriva insieme a Carlo Pani. Ecco Matteo. Intanto gli assessori e vice sindaci si fanno i selfie sul palco. Ricordo che il selfie col sindaco era l'hashtag di ieri, non di oggi. Ed ecco il premio, 150 euro per Matteo Piu e Carlo Pani, che è qua sul palco. E passiamo ai terzi classificati. Terzi classificati, Antonello Pintus e Francesco Fadda. Antonello Pintu e Francesco Fadda, terzi classificati, vincono un premio di 200 euro. Vediamo se arrivano Antonello Pintus e Fadda Francesco. Ricordo poi a fine premiazione che Giovanna De Sì oggi ha compiuto gli anni e invita una fetta di torta a tutti qua nella casa di fronte. Siete tutti invitati per la festa di Giovanna De Sì. Previo prima canzone Tanti auguri. Se non cantate la canzone Tanti auguri non potete ricevere la fetta di torta che ha promesso a tutti gli avventori che si recheranno qua nella casa di Giovanna. Ecco che arrivano Francesco Fadda e Antonello Pintus. Terzi classificati. Premia Diego De Riu, vicepresidente pro tempore dell'Associazione Cavalieri. Attenzione, secondi classificati vincono un premio di 250 euro. Piermarco Nugues e Enzo Campus. Piermarco Nugues e Enzo Campus. Eccoli che arrivano. Per loro 250 euro. Premia il vice sindaco Francesca Citroni. Un applauso ai secondi classificati, Enzo Campus e Piermarco Nugues. Vincono la classifica delle migliori maschere con un premio di 400 euro. Sebastiano Murtas e Giovanni Porcu.
Sebastiano Murtas e Giovanni Porcu. Vincono, come ho detto, un premio di 400 euro. Li aspettiamo qua sotto il palco prima che si rispenda il segretario dell'Associazione Cavalieri, che adesso premierà. Velina. Sebastiano Murtas e Giovanni Porcu. Ecco che arrivano Sebastiano Murtas. Ricordo che Sebastiano Murtas, oltre a farsi travolgere dalla febbre delle sagare allenanti, è un cavaliere molto stimato e apprezzato perché corre il Palio di Siena. Un applauso ai vincitori. Premio miglior maschera Sebastiano Murtas e Giovanni Porcu. Bene, adesso è il momento di consegnare il riconoscimento, il pensiero che viene dato ogni anno a ogni cavaliere. E iniziamo a chiamare in ordine alfabetico Alessandro Piras e Andrea Cocco. Alessandro Piras e Andrea Cocco. Alessandro Piras e Andrea Cocco qua sotto il palco. Ecco che arriva Alessandro Piras e Andrea Cocco. Premia il presidente Salvatore Soru. Adesso è il turno di Andrea e Francesco Pische. Andrea e Francesco Pische. Andrea e Francesco Pische. Vediamo se arrivano i due fratelli Pische. Eccoli che arrivano. Ecco Andrea e Francesco. Premia Giambattista De Riu, segretario dell'Associazione Cavalieri. Ecco, anche Andrea ritira il suo ricordo della Garrella edizione 2018.
Francesco Carrus e Chico Onni. Francesco Carrus e Chico Onni. Vediamo se arriva Francesco Carrus e Chico Onni. Intanto si preparino Giuseppe De Rio e Antonio Diego Are, si preparino, ed ecco Francesco Carrus e Chico Onni che ricevono dalle mani di Diego De Rio il ricordo per questa edizione. Bene, adesso chiamiamo Antonio Diego Are e Giuseppe De Rio. Allora, Antonio Diego Are e Giuseppe De Rio, vediamo se arrivano. Ti rompo il culo, c'ho 2 coltelli in mano, ti traffico. Ecco che arrivano. Passiamo addosso uno. Premia Giovanni Pani, assistente speciale del presidente Soru e assessore a vari ed eventuali dell'Associazione Cavalieri. Marco De Iala e Raffaele Porcu. Marco De Iala e Raffaele Porcu. Ecco, premia Giambattista De Rio dell'Associazione Cavalieri, segretario.
Francesco Campus e Antonio Mura. Francesco Campus e Antonio Mura. In ordine alfabetico. Francesco Campus e Antonio Mura. Eccoli che arrivano. Premia il presidente dell'associazione. Ecco Francesco Campus, ecco Antonio Mura. Antonio Mura, 50 anni suonati, prossimo al matrimonio mi dicono, e mi dicono che sarà invitato tutto il paese. Chico Mozzo e Andrea Mura. Chico Mozzo e Andrea Mura. Chi è che ho chiamato adesso? Chico Mozzo e Andrea Mura. Ecco che arriva Chico Mozzo, anzi no, è Andrea. E Chico dov'è? Hai perso Chico? Mandala, mandala. Ecco Andrea che riceve dalle mani di Diego De Riu, vicepresidente pro tempore dell'associazione. Pro tempore, non lo so se il tempo della premiazione. Chico Mozzo. Ascolta, chiamiamoli tutti. Antonio Carazzu. Antonio Borrodde. E Antonio Borrodde. Antonio Carazzu e Antonio Borrodde. Antonio Bellinzas. Tino Carrus. Chi era Tino stasera? Antonio Borrodde e Antonio Carazzu. Raffaele. Raffaele ha già preso. Antonio Borrodde e Antonio Carazzu. Gianfranco De Riu e Gianfranco Secchi. Tutti a parte, chiama. Tino Carrus.
Walter Soru. Ecco, Tino riceve anche lui dalle mani di Diego De Riu il riconoscimento per l'edizione 2018. Walter Soru. Antonio Carazzu e Antonio Bellinzas. Ecco Walter Soru. Premia Giovanni Pani, l'assessore speciale del presidente Soru, assessore alle varie ed eventuali dell'Associazione Cavalieri. Anzi, c'è un cambio di programma, il presidente Soru premia il figlio Walter. Nel mentre Walter si diverte. Adesso il padre chiama il figlio a raccolta per niente da fare, il figlio non vuole obbedire al padre, mazza di briga da indomo con suo zero. Ecco che ci ritenta. Ecco. Casomai te lo mandiamo per posta a Walter, se no te lo porta a casa papà. Domani però, Ecco qua. Un bacetto a papà non glielo dai, Walter, no? Nicola Micheli. Nicola Micheli, Leonardo Are, Giuseppe Piu, ecco, vediamo. Vediamo se arrivano i cavalieri che abbiamo chiamato. Pierantonio Manzella e Antonio Bellinza. Ecco, due in un colpo. Ecco, Pierantonio Manzella e Antonio Bellinza, premia Giovanni Pani. Antonio Carazzu, Antonio Diego Manca, Chicco Mozzo e Gianfranco De Riu. Giuseppe Piu.
Chiamiamo anche Marco De Sì e Nicola Micheli. Chi ha fritto i nomi? Dove? Sparito. Gianfranco De Riu, Chico Mozzo, Antonio Carazzu, Antonio Diego Manca, Gianfranco Secchi e Totti Manca. Ecco che arriva Totti. Premia Giovanni Pani, assistente speciale del presidente Soru, assessore alle varie ed eventuali dell'Associazione Cavalieri Sagarelle Nanti. Ecco, Giovanni voleva anche dare il bacetto a tutti, ma Totti non ci sta. Giuseppe Piu. Ecco Gianfranco De Riu. Ecco Giuseppe Piu e Marco De Sì e anche Nicola Micheli. Premia Giovanni Pani, ecco, stretta di mano e bacio accademico. Ecco Diego De Riu, vicepresidente pro tempore, premia Nicola Micheli. È arrivato anche Antonio Diego, Leonardo, Gianfranco. Faccio anche cheese. Ecco Leonardo Are e Antonio Diego Manca. Antonio, qui alle armi. Ecco Antonio Carazzu. Ecco Gianfranco. Manca ancora Gianfranco Secchi e Chico Mozzo. Il premio
che stanno ricevendo, il riconoscimento che stanno ricevendo i cavalieri è un coltellino made in Santo Lussurgiu fatto dalla coltelleria Vittorio Mura e Figli, quindi un prodotto estremamente locale. Attenzione, è stato ritrovato un telefono cellulare Samsung che ha avuto qualche problema, è sicuramente da buttare, ma se qualcuno ha perso un telefono Samsung lo può recuperare qua nel palco, anche se in condizioni abbastanza critiche. Gianfranco Secchi e Chico Mozzo, mancano solo loro due all'appello. Gianfranco Secchi e Chico Mozzo. Allora Gianfranco ritira la sua fidanzata e Chico Mozzo evidentemente è già rientrato, glielo consegneremo direttamente. Bene, siamo arrivati alla conclusione. Si chiude così l'edizione 2018 del Carnevale Lussurgese, chiude Sagarrele Nanti. È stata sicuramente un'edizione molto bella, molto emozionante, ci ha regalato momenti bellissimi, è andato tutto bene per fortuna e allora ci vediamo l'anno prossimo, speriamo di trascorrere un altro carnevale uguale a questo, pieno di emozioni, di spettacolo e di tanta allegria, e adesso le emozioni continuano qua a Sagarrele Nanti, stasera tutti ai balli al Centro di Cultura, e adesso gustiamoci tutto il fascino dei Sagarrele Nanti. Evviva Sagarrela, evviva Santo Lussurgiu, evviva il Carnevale. Buona serata a tutti. Grazie Salvatore Solo. Bene, questa mi piace, mi serviva.